musica allegra, tutti batte le mani, i cavalieri ciappa le sue dame e mi vedevo andare a fare in diretta di danza. Con sposetto. Con chi? Con sposetto! Comunque, proprio comunque, così, però! Aiuto! 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 Ma così poco! Martina è molto lisetta, infatti per me non è stato assolutamente difficile calarmi nella parte. La ritrovo molto negli scatti nervosi, nell'inventiva, nel creare fantastiche soluzioni a problemi che ci sono in scena e nella vivacità soprattutto. Anzi, essendo io sempre stata abituata a parlare dialetto con la mia famiglia, nella mia famiglia mi è proprio molto naturale. È più difficile imparare la parte in dialetto. Leggere all'inizio il dialetto non è certo semplice come l'italiano. I Tramaci è una scoperta stupenda perché ogni volta che viene messo in scena mi dà una forte energia, sia prima adrenalinica e poi di gioia, di allegria. Il gruppo è meraviglioso e c'è molta allegria. Non si da cane, ma sono sicuro che lì c'è il grassotto di sangue, e lui cambia il corpo, la bottiglietta del pello, e poi volete schede, si ah, signor Barbato, sarà un po' anche gli amici, e che hai bisogno di dire se c'è chi è scritto sull'ongia, come anticipo parlamento. Il vero Crispin, l'originale Crispin. Crispin è un personaggio che si avvicina molto alla mia figura sotto tanti aspetti, anche diciamo un po' così nella vita, sì, nell'essere un po' a volte scherzoso, a volte un po' sì, creare situazioni un po' così, non solo come mi capita nel palcoscenico, ma anche nella vita diciamo di tutti i giorni, ecco. Un po' mi ritrovo abbastanza in Crispin. La forza di questa commedia ma penso che sia il fatto anche dell'origine, appunto un po' ritrovare un po' la nostra lingua veneta, ecco. Una speranza piccola come un peoggio, ma una speranza! Signore, te ringrazio! Ma adesso bisogna ipotecarmi. Ogni roba la andare dritta come vi dico mi. Vi farò aiutare da Crispin. E Isabella sarà la mia sposa, se no mi vediamo cosa posso dire del mio personaggio. È un bel personaggio, venite a vedere la commedia. È una relazione tra nipote e zio. Wow, un rapporto parentale. Cerca di avere la sua, diciamo, il suo affetto in un'altra maniera. Isabella è il sogno proibito di Erasto, praticamente, quindi cerca in tutti i modi di poterla avere e alla fine riesce. La parte bella del personaggio, diciamo l'eccessività forse, a distanza, mentre la vita di tutti i giorni è una cosa, la vita di Settecento di Cicisbei è l'altra. La forza di questa commedia, l'insieme, è tutto l'insieme che è la forza. Acqua fresca! Vedi? Non posso anche Dio perché ha voglia lingua che si impaccia, gli occhi che me ne aprono, ma che non mi sento. Non abbia dire niente, mi prego. Prego qua. Vedi lì. Perote, il vecchio taccagno. No. È un personaggio vecchietto, incompreso, molto buono, un po' preso dalla senilità, però nel compenso in fondo di grande umanità. E niente, un po' attaccato ai soldi, ma tutto sommato poi alla fine non è proprio neanche così vero. Un gran bello spettacolo, sempre vivace dall'inizio alla fine e in fondo con dei bei messaggi
bei messaggi. Oh Isabella, Oh Erasto, mio amore, mia unica felicità. mio finalmente, Tua per sempre. per la vita. E per la morte. Dai a questi discorsi! Ecco, io sono Elena e interpreto Isabella. Isabella è una ragazza innamorata di un giovane che è Erasto e fa di tutto per conquistare il cuore di Erasto e anche per convolare poi a nozze con lui, e ci riesce. Anzi, diciamo che la commedia è tutto un intreccio tra diciamo un traccio di equivoci, di colpi di scena per far sì che Erasto e Isabella si uniscano. È un personaggio, diciamo, che richiede una certa spontaneità, una certa preparazione, ecco, proprio perché è un personaggio molto spontaneo, richiede una preparazione e una concentrazione, diciamo, non da poco, anche perché non compare sempre la commedia, ha due momenti e in questi due momenti deve dare il meglio di sé, ecco, quindi è un personaggio che bisogna un po'. Gli equivoci che si creano, gli intrecci, i colpi di scena, i travestimenti, ecco. Così finisce la commedia, fatta di tramacci e mascheramenti per ciappare l'eredità del signor Geronte. Se si veggi, portate pazienza e non stai a pensare che tutti i giovani siano possibilani. Se si giovani, stai a dar massa quel che avete visto, perché non tutti i vecchi se tu si taccani. La madre, appunto, è una mamma che assolutamente fa sposare una figlia, perché è un momento veramente di crisi un po' economica e quindi pur di ottenere qualche soldino la svende anche un vecchio. Però dopo che c'è tante situazioni, alla fine comunque l'amore trionfa, perché alla fine la madre la si sente toccata, la si sente comunque che sta giovane che anche ella sa cosa che vuol dire l'amore, e quindi non è giusto sacrificare una figlia per 4 soldi, insomma. E quindi alla fine giustamente l'amore trionfa e fatalità, anche i soldi arrivano, però l'amore trionfa, insomma, con un po' di tramacci, però l'amore arriva. Senex qui virginem concupisce, se ipse decipi! Latino per questo? Proprio il veciotelo che vuole la femmina fresca e se copa da secco. Sarotto è un personaggio molto nervoso, molto, come posso dire, agitato, che può assolutamente descrivermi nei momenti di rabbia o di confusione che si può avere. Sottolinea una caratteristica di certi particolari momenti. In presenza del nodaro Bartolo Giambattista de Bartoli. Oh, ma insomma, cosa capio tutti? Sono mi? Sì, mi? Ma nessuno mi conosce questo nome, tutti mi Oh, moleghe! Scusi, se nodaro, andiamo avanti, andiamo Sì, avanti. avanti. Allora, in presenza del nodaro Bartolo Giambattista de Bartoli, detto Schiripisso. Claudio del Nodaro, nella commedia di Tramacci, è un personaggio un po' malvagio, un po' orcigno, che bada soltanto ai propri interessi personali. E la commedia, comunque, è una commedia molto esilarante, ricca di colpi di scena, molto divertente, anche se però ha sempre un certo che di malinconico, che sfocia poi nel monologo di Geronte, quando medita sulla propria condizione di vecchio, che è un po', diciamo, la situazione che dovremmo un po' aspettarci tutti quanti.